Ecco, come faccio io di dos pipines, sempre fatte sculalane. Prima dalle pipines, ai vodi faccio io di una fotografia di mia madre, 15 anni, mio nonno, due figli e mia madre. Beh, 15 anni voleva dire sei già grande, perché a lavorare si cominciava fin di piccoli. Le pipinis che faceva io quando era frutta, al massimo era così, magari di un guanto vecchio, di una manecce, si faceva così. È bruttute per dire la verità, però che era la pipina. Allora per farti avere i riccios, facevano aggucchiare la lana e dopo venivano anche i riccios. A me è oscena, però così era, non avevano altri, che erano i giusti. Non vendi di smentearsi, che favelin anche di 100 anni fa, ecco, di 80 anni fa. Che chi invece è già una pepina di sciors, ben fatte, sempre di lana, e ben fatte proprio, con una bella manualità, e il gilet, la cotule, ecco, la barrette, i trecci, anche le mudantes, e a tutto praticamente. Ecco qui, questa è la pepina di mia madre. Buon che chi è fatta un 50 anni fa, ecco. È una vera bella e ricca di particolari proprio, ecco, bella. Il nasut, la boccia. Questo era il ciccio bello. E stiamo favelando un mondo che sa me qui sa mai troppo lontano, no? Chiaramente i sciors avevano di più, erano già, perché 100 anni fa, erano già pepini belli, anche volte. Però queste proprio sono queste di mia madre, ecco, ben fatte, vele? Perfette, no? Beh, vi piacciono?